In viaggio con Xian, una turista che viene dalle Bahamas per studiare l'arte e il paesaggio d'Italia. Non potevo non portarti in un luogo tipico e topico, il mare. Adesso il mare d'inverno è sempre affascinante, noi ce lo stiamo godendo da soli qua in pace, ma normalmente qua in stagione ci sono milioni di turisti che vengono. E perché siamo in un posto particolare, Sì. Bibbione. Tutti questi turisti, guarda, la stragrande maggioranza sono stranieri, il 60% vengono dall'Austria, vengono dalla Germania, dalla Svizzera. A Bibbione c'è una spiaggia lunga 9 km dove si fanno tutti gli sport. Non solo, c'è una pista ciclabile lunghissima, insomma, ti ho portato in un posto significativo. Mentre, guarda caso, Xi va a farsi il suo acquerello, io ho appuntamento con un amico che mi racconta la particolarità di Bibbione. Ah, ma è un fuoristrada. Sì, Sì. Hai visto che ho sulle ruote larghe per andare sulle piste ciclabili e per andare anche in spiaggia. Roberto Vitali, esperto di turismo in generale e di turismo accessibile in particolare, ha promosso un marchio e una app con cui ha fatto l'inventario delle strutture accessibili in Italia e non solo. Lo sapevo che ti avrei trovato a Bibbione. Bibbione è la prima destinazione turistica che ha scelto di fare un percorso per migliorare la propria accessibilità e quindi anche l'inclusione per tutti i turisti. Qui c'è abbondanza di camere d'albergo accessibili, percorsi, servizi per tutti. Ci sono anche le persone sorde, ipoudenti, cieche, ipovedenti, chi fa la dialisi, le persone obese. Però non pensiamo solo alle disabilità certificate, anche una persona che ha avuto un piccolo incidente, un infortunio temporaneo, una condizione di salute, una persona che ha gli over 65, questa silver economy di cui tanto si parla. Bibbione in questo senso è stato ed è tuttora un laboratorio culturale sull'accessibilità che ha fatto scuola. Destination for All, che è il nome del progetto, del protocollo che abbiamo attivato qui a Bibbione, ha già contaminato anche tutta la costa veneta, che ormai da 2 anni sta lavorando con l'obiettivo di diventare la costa più accessibile e inclusiva d'Italia in tutta la sua lunghezza. Il bello è che è un progetto pubblico-privato che si basa su grandi numeri. In Italia persone con esigenze di accessibilità, che non vuol dire solo le carrozzelle, vuol dire tutta un'altra serie di disabilità, sarebbero 10 milioni in Italia, 140 milioni in Europa, vabbè, 1 miliardo nel mondo. Aggiungi a questi le famiglie con bambini, con i passeggini, con le persone che hanno un piccolo infortunio e magari hanno disabilità temporanea. Sono veramente tanti e chiamiamolo business, è anche un business interessante. Però ha dei risvolti a livello culturale talmente importanti che non può essere solo business. Cioè, in qualche modo voi avete dovuto cambiare anche un po' la cultura, no? Degli albergatori, di quelli che fanno accoglienza. Ma guarda, soprattutto a noi questo progetto ha dato tantissimo proprio a livello umano e di formazione personale. Questo fa sì che possiamo dare un prodotto che è accessibile sia dal punto di vista delle barriere architettoniche, delle nostre strutture ovviamente, ma anche proprio della cultura e della sensibilità nei confronti della disabilità. Sì, adesso dobbiamo andare. No, tu puoi andare senza me. Io voglio stare qui. Sei sicura? Sì, ci sono molte ispirazioni per un artista. Ah, bene. Lascio Xian a godersi Bibbione e la costa adriatica e continuo il mio viaggio.